La rappresentazione che noi abbiamo denominato come Presepe Vivente è qui a Castelnuovo di Asola, nel parco parrocchiale. È un'iniziativa nata dai gruppi parrocchiali, Bambini del Catechismo, Gruppo Giovani e Gruppo Famiglie, con la voglia di fare qualcosa e di dare vita, mantenere vivo quelli che sono gli ambienti parrocchiali. L'iniziativa ha avuto il supporto sin da subito dalla parrocchia di Castelnuovo e dall'Associazione Santa Margherita Giovani Castelnovesi, che fa un po' da corollario, da contorno a tutte le iniziative parrocchiali. Conta circa 80 figuranti, quindi 80 volontari tra bambini e adulti. Il tutto è stato allestito in 6-7 settimane e è stato un grandissimo sforzo, perché noi ci siamo trovati circa 7 settimane fa con la voglia di partire, ma non avevamo niente, non c'era materiale, coscienti dell'immane lavoro che avevamo davanti, però già con la rappresentazione del 26 abbiamo avuto molte affermazioni e tanti complimenti per il lavoro fatto e una discreta affluenza di persone. Noi abbiamo diversi gruppi parrocchiali che sono essenzialmente il gruppo giovani, il gruppo catechismo e il gruppo famiglie. Poi ci sono anche tanti altri che sono il gruppo canto e il gruppo delle signore che ci aiutano per mantenere gli ambienti. Diciamo che tutto questo è nato dal gruppo dei giovani, che ha lanciato questa bellissima idea e noi abbiamo aderito subito con tanto entusiasmo, perché ci sembrava l'occasione giusta per veramente unire tutti i vari gruppi, per riuscire a lavorare assieme e per portare a termine un'iniziativa che era a dir poco entusiasmante. Il nostro gruppo giovani sono formati da giovani che vanno dalla terza media fino all'età di 22-23 anni circa. E invece poi abbiamo il gruppo dei nostri bambini del catechismo, che vanno dalla prima elementare alla seconda media, e poi il gruppo famiglie che sono appunto una serie di famiglie che hanno voluto aggregarsi, hanno il desiderio di aggregarsi con i loro figli, condividono gli spazi dell'oratorio e diciamo che aderiscono a tantissime iniziative in merito all'oratorio. E anche questa volta, con tanto entusiasmo, abbiamo aderito a questa iniziativa.